Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Raccoglie le confidenze della sorellina di 13 anni su abusi subiti dal nonno e vuole fare giustizia da solo. A Partinico, nel Palermitano, un giovane aggredisce il parente settantenne puntandogli anche una pistola a giocattolo. Il ventenne è stato arrestato mentre si indaga sui fatti denunciati. Corriere della droga intercettato a Catania. In trasferta da Roma arrestato un uomo che viaggiava in auto con 35 kg di cocaina. Lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 7 milioni di euro. Allerta terremoto nel Catanese, a Tremestieri e Etneo, scuole chiuse per verifiche strutturali e una piazza sventrata dalle scosse di ieri. Gli esperti dell'INGV, la faglia è in movimento. Pozzallo piange l'ennesima morte sul lavoro, l'intera comunità si stringe alla famiglia dell'operaio morto, anche attraverso una raccolta fondi. La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta. Senza clamori le reazioni al nuovo no della Corte dei Conti sul progetto del ponte sullo Stretto. Mentre Salvini si è detto determinato ad andare avanti, il comune di Messina continua a lavorare al piano regolatore con la previsione dell'opera. Dolcissime facevano a gara per tenere in braccio mia figlia neonata. Il cantautore Vincenzo Spampinato ricorda le gemelle Kessler a Catania. Le soubrette, scomparse insieme ieri, protagoniste negli anni 90 di uno spettacolo alle ciminiere. Calcio, Ross Pelligra è a Catania, in agenda incontri su Torre del Grifo e l'attenzione al mercato invernale per il futuro della squadra. Intanto da oggi Toscano e i suoi al lavoro per preparare la sfida interna di domenica contro il Latina. Serie B, il Palermo dopo la sosta a testa solo per Lentella. Rosanero sabato a Chiavari per tentare di risalire la classifica. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con una storia davvero terribile che arriva da Partinico nel Palermitano. Un ventenne aggredisce il nonno che è sospettato di avere abusato della sorellina di 13 anni. È stato arrestato nella zona delle case popolari. Gli agenti di polizia sono entrati nell'appartamento in cui c'erano il settantenne e i nipoti. Ma sentiamo Marco Gullà. Aveva l'atroce sospetto che il nonno avesse abusato della sorellina di 13 anni e quindi si è presentato in casa dell'anziano minacciandolo con una pistola a giocattolo prima di essere neutralizzato dai poliziotti con un taser. Momenti di alta tensione a Partinico, in provincia di Palermo, dove la polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni accusato di minacce, resistenza, danneggiamento e violazione di domicilio. Contestualmente sono state avviate le indagini sul familiare, un settantenne che, stando al racconto di una ragazzina tredicenne, avrebbe adottato ripetutamente dei comportamenti morbosi nei suoi confronti. A chiamare il 112 sarebbero stati alcuni vicini, segnalando cosa stava accadendo nell'abitazione del nonno, dove al momento dell'irruzione del ventenne c'era anche la sorella minore. Il ragazzo poi, finito in manette, è venuto a conoscenza delle attenzioni che il settantenne avrebbe riservato alla giovane e avrebbe deciso di farsi giustizia da sé. Così era giunto all'abitazione nella zona delle case popolari di Partinico, sfondando la porta e scagliandosi contro il familiare. Una storia che intreccia disperazione e degrado. La polizia sta cercando di verificare le accuse mosse dal nipote e accertare se realmente c'è stata violenza sessuale nei confronti della ragazzina. Tra le persone sentite anche la madre della tredicenne, alla quale avrebbe raccontato ciò che avrebbe fatto il nonno in alcune occasioni in cui si sarebbero trovati da soli. A Catania un uomo ha minacciato di dare fuoco alla madre settantenne se non gli avesse consegnato il denaro per comprare la droga. La polizia, allertata dalla donna, ha arrestato il figlio pluripregiudicato con precedenti per spaccio. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio dell'assessora regionale al turismo Elvira Amata e dell'imprenditrice Marcella Cannariato. Secondo l'accusa, Amata avrebbe ottenuto da Cannariato l'assunzione del nipote e il pagamento delle spese di alloggio in un B&B di Palermo. In cambio Amata avrebbe firmato il decreto con cui veniva finanziata con 30.000 euro la manifestazione Donna, Economia e Potere, promossa dalla Fondazione Marisa Bellisario, di cui Cannariato era rappresentante regionale. Durante l'interrogatorio l'assessora ha ribadito la propria estraneità alle accuse.
E adesso torniamo alla cronaca. Corriere della droga, trovato con 35 kg di cocaina a bordo di un SUV. È accaduto a Catania, nei pressi di San Gregorio. L'uomo, un romano, è stato arrestato. Ma sentiamo Emanuela Corsi. Viaggiava a bordo di un SUV con 35 kg di cocaina del valore di 7 milioni di euro. Fermato per un controllo all'imbocco della tangenziale di Catania, nei pressi del casello autostradale di San Gregorio, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Il Corriere, un romano in trasferta in Sicilia, all'alto dei militari è apparso fin da subito nervoso e ha fornito informazioni sui motivi del viaggio in Sicilia che hanno insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione dell'uomo e del veicolo. Durante l'ispezione del mezzo sono stati trovati numerosi panetti di cocaina occultati all'interno di 2 borsoni contenenti gli effetti personali del conducente. I militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato l'ingente carico di droga e il SUV utilizzato per il suo trasporto e arrestato in flagranza di reato il conducente per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il Corriere è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Allerta terremoto nel Catanese dopo la giornata di ieri, 7 eventi di bassa magnitudo che però nel comune di Tremestieri hanno causato davvero dei danni importanti che hanno preoccupato particolarmente all'interno di una scuola che è stata chiusa. Sono state chiuse tutte le scuole in realtà, il territorio e questi edifici costruiti appunto sopra una faglia. Oggi è andato a Tremestieri per noi Tonino De Mano. Stavo riposando e a un certo punto ho sentito un grosso boato. Paura sì, ma anche la consapevolezza di convivere su una faglia in una zona a rischio sismico. Hanno lasciato il segno le scosse di terremoto registrate ieri sull'Etna ed ampiamente avvertite dalla popolazione, specie a Tremestieri e Teneo. In questa piazza, realizzata al posto di fatiscenti abitazioni abbattute dopo i terremoti del 1983 e del 90, le crepe sono evidenti sul pavimento e sui muri. Siamo esattamente sulla faglia. Poco più giù gli altri segni sul selciato e sulle mattonelle. Lo spostamento del terreno ha fatto saltare anche una tubazione idrica, ma la preoccupazione maggiore è per la scuola Teresa di Calcutta, costruita ad una ventina di metri dalla faglia, con il piazzale che mostra importanti spaccature. È l'evidenza che la faglia si sta spostando sempre con questo modo, con questo comportamento di movimenti lenti ma continui nel tempo, senza attività sismica associata, si sta spostando. Questo è un modo di comportamento di questo settore della faglia di Tremestieri ben conosciuto. Ieri il grande spavento con gli studenti fatti uscire in fretta e furia. Oggi chi può cerca di recuperare giubbotti e materiale didattico, cancelli chiusi e verifiche in attesa di riscontri da parte delle autorità competenti. Preoccupazioni ce ne sono ovviamente, quindi ci vogliono ora gli organismi tecnici che dicano se sono agibili o seppure i bambini devono essere allocati in altri posti. Scuole chiuse per accertamenti in tutto il territorio comunale di Tremestieri e Teneo, sopralluoghi ma lezioni regolari a Mascalucia. Incidente sul lavoro a Pozzallo ieri e oggi la città si stringe attorno alla famiglia della vittima anche attraverso una raccolta di fondi. Intanto l'operaio rimasto ferito è stato dimesso dall'ospedale di Modica mentre sono in corso le indagini sull'argomento. La procura ha aperto un'inchiesta. Veronica Barbarino. Il lavoro, che rappresenta dignità, crescita e futuro, non deve mai trasformarsi in causa di tragedia immani. Con queste parole affidate alla pagina social del comune di Pozzallo, il sindaco Roberto Amatuna esprime il cordoglio dell'intera città per la morte dell'operaio albanese investito dal braccio in ferro di una betoniera mentre si occupava del gettito della copertura in cemento armato in un edificio in centro città. Secondo una prima ricostruzione, il braccio utilizzato per pompare il calcestruzzo avrebbe improvvisamente ceduto colpendo in pieno la vittima che si trovava sulla strada accanto alla betoniera. Il giovane albanese è morto sul colpo e dopo l'ispezione cadaverica eseguita in loco è stato portato in obitorio. Ferito anche un uomo di 47 anni di Scicli, autista dell'automezzo, portato poi per le cure del caso presso l'ospedale di Modica, ma oggi, per le buone condizioni, già dimesso. Sul luogo dell'incidente, ieri pomeriggio, anche i carabinieri di Modica e Pozzallo, per i rilievi di rito, insieme ai tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Aspe Ragusana, per verificare anche il rispetto delle norme di sicurezza.
L'area del cantiere è ora sotto sequestro su disposizione della Procura di Ragusa, che ha aperto un'inchiesta. Intanto per la vittima, che lascia moglie e 2 bambini di 2 e 6 anni, in queste ore è stata avviata una raccolta di solidarietà a sostegno dei loro bisogni immediati. Adesso torniamo sul tema del caporalato dopo quanto accaduto ieri a Ramacca, quello che vi abbiamo raccontato, l'arresto di 3 caporali che sfruttavano manodopera nordafricana con turni massacranti di 12 ore in condizioni disumane. Abbiamo sentito oggi Nino Marino, segretario generale di UILA Sicilia. Sentiamo. Occorre una cabina di regia su tutto il territorio per sradicare la mostruosa e inquietante malapianta del caporalato. Non bastano soltanto le inchieste giudiziarie, che sono essenziali, occorre una mobilitazione delle coscienze a partire dai consumatori. Non bisogna comprare prodotti da chi non rispetta il contratto o da chi fa vivere i lavoratori in condizioni di schiavitù. 3 saggi per scegliere i nuovi manager della sanità regionale. La nuova procedura annunciata dal presidente della regione per mettere freno alle polemiche degli ultimi mesi. Critiche su questo tema le opposizioni. Per qualcuno la toppa è peggio del buco. Per Cateno De Luca fondamentale è circoscrivere il mandato. Orazio Longo. L'annuncio di Schifani di nominare una commissione per scegliere i manager della sanità non è scevra da critiche. Il presidente della regione ha spiegato che i nuovi direttori generali non saranno scelti soltanto dalla giunta, ma saranno prima selezionati da una commissione composta da 3 soggetti nominati, uno dal governatore, un altro da Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, e un altro ancora dalla Conferenza dei Rettori. La selezione, promette, sarà rigorosa, ma per il PD questo significa un'ammissione di colpa che conferma che in Sicilia il sistema è stato piegato alle logiche partitiche. Per Manlio Messina la toppa è peggio del buco, mentre il Movimento 5 Stelle parla di fumo negli occhi. Per Cateno De Luca migliorare il meccanismo che possa alzare la qualità delle terne è utile, ma non basta. Non mi pare che ci siano regioni dove è la cicogna a portare comunque i manager. La politica sceglie. La questione è in quale ovviamente alveo sceglie e soprattutto qual è il mandato che alla fine hanno questi manager. Il loro mandato è quello di gestire con efficienza, efficacia ed economicità quelle che in ogni caso la nostra salute? Sì, e allora è ovvio che lì il problema è di natura diversa, quella di avere nell'ambito anche di chi dà gli indirizzi quel minimo di etica che non svii la funzione di ciascun soggetto che viene individuato. E c'è chi parla di un ritorno al modello Musumeci, l'ex presidente della regione, ora ministro. Per la CGIL Medici, quella annunciata da Schifani è una procedura che esisteva già, istituita nella scorsa legislatura, ma che non è stata applicata, se non parzialmente. La nuova decisione della Corte dei Conti sul progetto del ponte sullo Stretto ha provocato reazioni a livello nazionale e locale. Salvini si è detto determinato ad andare avanti, a Messina si è in stand-by anche perché c'è in ballo il lavoro sul nuovo piano regolatore generale. Francesco Triolo. Per la Stretto di Messina era una decisione prevedibile, collegata al primo no che la Corte dei Conti ha dato lo scorso mese al progetto sul ponte sullo Stretto approvato dal CIPES. Per Ino Ponte la conferma che quel progetto non va bene. Non sono mancate le reazioni al mancato visto di legittimità che la magistratura contabile ha ufficializzato sul terzo atto aggiuntivo, quello che regola i rapporti tra il Ministero dei Trasporti e la Stretto di Messina. La Corte dei Conti non fa altro che assolvere al proprio compito, ad assolvere alla propria funzione. Verificando le carte, leggendo le carte, non può fare altro che dare questi no, che non sono un no preconcetto, sono dei no valutati sulla base di aspetti giuridici e tecnici. La Stretto di Messina ha convocato un CDA per il 25 novembre, anche il ministro Matteo Salvini conferma di essere determinato ad andare avanti, una fiducia che non manca nemmeno tra i leghisti messinesi. Noi continuiamo a credere nel fatto che il ponte sia un'opera nevralgica per tutta la Sicilia, non soltanto per la nostra città, confidiamo nel fatto che il progetto andrà avanti e che è nel lavoro del nostro ministro Matteo Salvini. Per Messina cambia poco al momento, il comune sta lavorando al piano regolatore con la previsione del ponte. Credo che sia una fase in cui bisogna attendere e comprendere quali sono i passi successivi rispetto a un'opera che, per quanto riguarda il Comune di Messina, contiene anche tante opere anticipate che sono state presentate e che sono legate al grande impalcato. Anche al PRG di Messina che ha dovuto cambiare.
Sì, il piano di riguardo generale è in una fase di stand-by rispetto a una visione che è sempre stata portata avanti senza il ponte. Questo, l'ho detto, non è un mistero, e che dovesse andare avanti questo iter, dovesse concludersi, deve essere rivisto rispetto a questa progettazione. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi parleremo della formica di fuoco. A tra poco. Siamo tornati in studio. La formica di fuoco continua ad attaccare il siracusano e non risparmia nemmeno il vivaio forestale. Siamo andati sul posto per vedere da vicino questa specie che rappresenta un pericolo per tutti, anche per l'uomo. Francesco Aloi. In un primo momento si è trattato solo di piccole nidi sparse nella superficie, poi con un monitoraggio più approfondito abbiamo visto che era diffusa su tutta la superficie del vivaio. Anche il vivaio forestale di Spinagallo a Siracusa sta facendo i conti con la formica di fuoco. Le piantine sono in questo momento allo stato di abbandono perché siccome la formica di fuoco è una formica che punge, riesce a pungere l'essere umano, quindi non possiamo mandare noi gli operai. Una delle specie aliene più invasive e pericolose al mondo, che ha fatto del siracusano la sua roccaforte. Trovare questa formica non è poi così difficile. Importante però fare molta attenzione, perché può diventare un pericolo. È in grado di predare invertebrati, piccoli vertebrati, pungere l'uomo con punture dolorose, può danneggiare porzioni di pianta e sono segnalati addirittura attacchi a impianti elettrici. Nel 2023 è stata avvistata qui, nella zona del Ciane, la prima volta in Europa. Ma secondo i ricercatori dell'Università di Catania, la formica di fuoco potrebbe essere arrivata già molto tempo fa. Sono in effetti state raccolte testimonianze di punture da parte di formiche e quindi presumibilmente ascrivibili a questa specie. La regione è comunque al lavoro per contrastare l'avanzata di questa formica e da alcuni giorni è attiva anche una web app dove si possono fare segnalazioni con molta facilità. Adesso il calcio Rospelligra è arrivato in città per il presidente rossazzurro, in agenda incontri relativi a Torre del Grifo, ma anche uno sguardo al futuro della squadra con la programmazione già da adesso del mercato invernale. Intanto la squadra prepara la sfida con il Latina di domenica pomeriggio. Francesco Triolo. Il primo posto in classifica perso, ma non la fiducia, l'entusiasmo e la voglia di continuare a programmare e costruire. Ecco perché in città è arrivato Rospelligra. C'è da accelerare il percorso che riporterà il Catania nel centro sportivo di Torre del Grifo e la società punta a pagare il saldo della somma in tempi più brevi rispetto a quanto previsto, così da anticipare l'ingresso nella struttura e avviare i lavori di ripristino dei campi in erba, per i quali serviranno circa 2 mesi. Ma è anche il campo quello che interessa. Pelligra vuole stare vicino alla squadra in questo momento nelle tappe di avvicinamento al match contro il Latina. Oggi la ripresa degli allenamenti con Toscano che già pensa a come sostituire lo squalificato Quaini. Corbari è la soluzione naturale, ma c'è anche l'ipotesi Jimenez. In avanti invece potrebbe toccare a Rolfini giocare dal primo minuto, lui che ha all'attivo 4 presenze sempre partendo dalla panchina. Il suo utilizzo potrebbe essere in coppia con uno tra Caturano e Forte, con Cicerelli alle spalle, mentre Lunetta partirebbe dalla panchina. Un Catania molto offensivo, perché c'è la consapevolezza che è proprio questo uno dei momenti in cui più che mai bisogna attaccare il campionato. Inizia la marcia di avvicinamento del Palermo al prossimo impegno di campionato, che sarà sabato a Chiavari contro l'Entella. Dopo la sosta, rosanero sono ovviamente a caccia di punti per risalire la classifica. Marco Gullà. Obiettivo: tornare a fare punti. Il Palermo dopo la sosta tornerà in campo sabato a Chiavari contro l'Entella, una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà, perché l'Entella, nonostante una classifica comunque precaria, in casa si fa valere e in amichevole recentemente ha battuto anche il Milan. Pippo Inzaghi per la gara di sabato non avrà a disposizione Ranocchia, che è squalificato, out anche Gomez e Gyasi. Il centrocampista francese potrebbe tornare a disposizione per la gara del 29 novembre contro la Carrarese, mentre per l'esterno nato a Palermo
Palermo potrebbe servire qualche giorno in più, ma di sicuro salterà le prossime 2 partite. A centrocampo al posto di Ranocchia dovrebbe essere impiegato Vasic con Palumbo e Segre a completare il reparto. In avanti certo della maglia c'è ovviamente poi Giampaolo, poi potrebbe toccare a Brunori affiancarlo. Dal match di sabato fino alla prossima sosta, ovvero quella invernale, il Palermo avrà 6 gare da giocare, 6 partite che saranno radiografiche sulle ambizioni della squadra di Inzaghi, che in questo momento è sesta e a 7 punti di distanza dalla vetta. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19, vi lascio adesso al nostro Focus condotto da Giusy Lazzara. A tutti un buon pomeriggio.